Un'anima del purgatorio appare ed avverte. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di una storia accaduta a Torino all'epoca di Don Bosco. C'era un uomo sui 35 anni che conduceva una vita depravata e da bestemmiatore ed inoltre non partecipava alla Santa Messa. Si avvicinava il 2 novembre, il giorno della commemorazione di tutti i defunti. Sua madre, disperata per la sua condotta, disse al figlio: «Ricordati del tuo povero padre, morto già da vari anni, e prega per lui». A queste parole il giovane si stizzì e rispose: «Che? Pregare? Se all'inferno o in paradiso non ha più bisogno delle nostre preghiere, se è in purgatorio a suo tempo uscirà». La madre amareggiata non osò replicare. La notte seguente parve alla donna di udire qualche strano rumore nella camera del figlio. Al mattino, vedendolo stravolto come chi avesse passato una cattiva nottata, gli disse: «Stanotte mi è parso di udire un certo rumore nella tua camera». «Che rumore? Voi, donne, piene di superstizioni, delle quali i preti vi riempiono la testa». Troncò il discorso, prese il cappello e bruscamente uscì di casa. La madre si persuase che il figlio aveva passato davvero qualche brutto momento. All'avvicinarsi della sera, l'uomo sembrò preoccupato. All'ora solita si ritirò in camera. In realtà strani rumori li aveva uditi anche lui la notte precedente. Non era un tipo pauroso. Tuttavia, prima di mettersi a letto, esaminò accuratamente ogni angolo della stanza per assicurarsi che nulla potesse produrre qualche insolito fenomeno. Tolse e rimise i mobili al loro posto, guardò sotto il letto e si coricò. Dinanzi alla finestra all'esterno correva un lungo ballatoio che dava accesso ad altre stanze. Il letto era posto di fronte alla finestra. Quella sera era illuminata dal chiarore pallido della luna. Ad un tratto udì qualche passo strascicato che gli fece pensare a quello di suo padre quando passeggiava per casa in pantofole. Si alzò a sedere sul letto, impaurito, ed osservò con gli occhi sbarrati il ballatoio dal quale veniva lo strascico dei passi. Ed ecco, al di là della finestra passar l'ombra di suo padre, proprio lui, il suo vestito, la sua statura, il suo modo di camminare. Andò oltre e poi ripassò dinanzi alla finestra ritornando indietro. Poi l'ombra si fermò dinanzi all'invetriata e dopo qualche momento, benché quella rimanesse chiusa, entrò nella stanza e si mise a passeggiare su e giù ai piedi del letto. In preda all'ansia, quell'uomo trovò il coraggio di domandare: «Papà, avete bisogno di qualche cosa da me?» Nessuna risposta. L'ombra continuò a passeggiare. Dopo qualche istante il figlio riprese: «Papà, avete bisogno di preghiere? Ditemelo». Il padre si fermò, rivolse al figlio con voce fioca questa parola: «Io non ho bisogno di nulla». «Ma dunque perché siete venuto?» «Sono venuto a dirti che è tempo di finirla con gli scandali che dai ai tuoi figli, quelle anime semplici che tu avresti dovuto conservare innocenti. Quei poveretti imparano da te la bestemmia, l'irreligione, il disprezzo della Chiesa e dei suoi ministri, la condotta scostumata. Sono venuto per dirti che Dio è disgustato e tanto offeso e che se tu non ti emendi, saprai fra poco quanto pesino i suoi castighi. No, non pregare per me. A suo tempo, come dici tu, uscirò dal purgatorio. Pensa alla salute della tua anima». «Papà!» L'ombra che stava per andarsene verso la finestra si volse e disse: «Figlio, cambia vita», e disparve.
Al mattino seguente la madre condusse il figlio da Don Bosco. L'uomo si confessò e pianse amaramente per i suoi peccati.